Buonasera a tutti, sono onorato della vostra presenza, vi vedo molto numerosi e questo ci fa piacere, vedo molti visi noti, vedo tanti giovani, quindi è una cosa veramente importante per noi, per questa occasione del concorso che è intitolato L'espressione dell'amore, ma evidentemente fa riferimento alla giornata della violenza di genere, quindi è una cosa attuale purtroppo, ma molto importante. Non ci dilunghiamo perché siamo in tanti a parlare e io darei subito il via alla professoressa Mariko Masuda. Io li conosco da tempo e vedo che stanno crescendo a una velocità incredibile e la loro capacità musicale anche. E niente, io intervengo in qualità di consulente della Home Gallery, molti mi conoscono, e dell'arte della cornice di Tolmezzo. E la faccio breve e chiamo vicino a me l'assessore alla cultura del comune di Tolmezzo, Marco Craghero, che è la mia spalla, dico destra ma diventa a sinistra, ecco, e gli do la parola. E grazie Claudio, come sempre è un piacere realizzare queste collaborazioni assieme. Oggi poi è un appuntamento particolarmente importante e speciale per la giornata per la ricorrenza e per il tema a cui è dedicato questo momento, questa esposizione e questo concorso. È una tematica forte, scottante e purtroppo di grandissima attualità. E come dice però anche lo slogan che è stato lanciato in questi giorni, non è normale che sia normale, ed è ciò che noi vogliamo combattere e sensibilizzare su questo tema fin dai più piccoli, fin dai ragazzi, ed è per questo che è bello poter creare un momento che unisca dalle nuove generazioni alle vecchie generazioni, diciamo, con un filo comune che è quello della sensibilizzazione, della condivisione e del rispetto. Io non mi dilungo oltre, appunto perché come dicevi siamo in molti a parlare, ma faccio veramente tantissimi complimenti a te, alla Home Gallery e alle Sore Optimist, perché avete imbastito qualcosa di prezioso e siamo veramente felici di ospitare questa cosa all'interno del nostro palazzo, di Palazzo Frisacco, perché il valore della cultura non è solo quello dell'estetica e del bello, che comunque è già qualcosa di prezioso di per sé, ma è anche quello di riuscire a trasmettere dei messaggi e dare dei concetti e dei contenuti importanti, guardandosi attorno, anche dando uno sguardo proprio attivo su quello che è il mondo e le tematiche importanti del presente. Quindi grazie veramente, ed è bellissimo poter vedere così tanta gente qua per questo momento. Grazie Marco.
Allora, mi dicono che c'è l'assessore alle politiche sociali, allora la chiamo qua, ecco, bella verde, ci fa piacere, anche lei l'ha promossa, vede, c'è stato lo stendardo. Ecco. Prego, grazie. Buonasera a tutti, le dicono e ci sono, quindi le danno delle informazioni corrette. Ecco. Beh, buonasera, io anche parlo poco perché insomma siamo tanti e per fortuna. Vorrei solo ringraziare tantissimo questo club al femminile che impreziosisce veramente la nostra comunità, la nostra città. Già da diversi mesi Beatrice insomma mi raccontò di questa idea che a me sembrò subito bellissima. Sono già un paio d'anni che collaboriamo come comune con il club per l'organizzazione di queste giornate e riusciamo quindi a creare più momenti in cui parlarne. Dico solo una cosa veloce: noi venerdì mattina abbiamo deciso di fare una grande manifestazione in piazza. Quest'anno abbiamo fatto come comune solo quell'evento, anche per poi permettere alle altre realtà di avere il loro evento dedicato. Anche in quell'occasione, come in tutti gli anni, qualcuno mi avvicina e mi chiede: ma tu sei convinta o lo fai perché sei l'assessore al sociale, alle pari opportunità? Ma tu lo pensi veramente che serva? E io, come ogni anno, rispondo assolutamente sì. Io non lo faccio perché devo, come nessuna cosa, assolutamente. Faccio perché ritengo che se ne debba parlare continuamente. Ci vorranno 5, 10, 100 anni, non importa, bisogna continuare a parlarne, ed è questo il motivo per cui, insieme con tutte le persone che hanno questo genere di sensibilità per quanto riguarda il tema della violenza di genere, che esiste, è presente, è in carnia, è drammatico, ve lo posso testimoniare, e bisogna continuare a parlarne. La seconda informazione che vi do, perché abbiamo dato anche l'altra mattina, è che rispetto a un anno fa, quest'anno abbiamo una novità importante. A Tolmezzo è stato aperto il centro antiviolenza. Abbiamo nella nostra Carnia un centro antiviolenza, c'è uno sportello, è un progetto di UTI insieme con azienda sanitaria, gestito da un'associazione privata, ed è aperto in via L'Equio. Ci sono tutti i numeri di riferimento su Facebook, ovunque, c'è un numero per le emergenze 24 ore su 24, e a brevissimo ci sarà anche, diciamo, la casa rifugio, quindi oltre allo sportello avremo in Carnia anche la casa rifugio, perché purtroppo ve ne è la necessità, ma per fortuna riusciamo a rispondere a questa necessità. Ecco, questo secondo me era importante dirvelo. Vi ringrazio veramente tanto, ringrazio tutti gli artisti che hanno lavorato a questo concorso, ringrazio la professoressa Iob, mi pare, che ha seguito, della scuola media, che ha seguito con i suoi ragazzi. Vi ringrazio veramente di cuore per tutto, grazie. Grazie all'assessore della cultura. E l'assessore Cragro ha parlato di messaggio, e questa è una cosa veramente importante, un messaggio che è nato parecchi mesi fa grazie all'iniziativa che ci ha coinvolto, e con piacere, della Soroptimis Alto Friuli, che è un'associazione a livello internazionale. Quindi chiamerei qua la dottoressa Beatrice Polli, che così ci parla un po' di questa associazione, del loro oggetto e così via. Prego. Benissimo. Buonasera a tutti, il benvenuto a nome del gruppo Soroptimis Alto Friuli, un gruppo che lavora nella Carnia e per il Tarvisiano, che però è legato ad altre associazioni presenti a livello internazionale. Sono 132 paesi nel mondo che ospitano i nostri gruppi. Condividiamo tutte, a qualsiasi livello, la necessità di portare avanti un lavoro e un impegno da parte delle donne per le donne, ecco, soprattutto per valorizzare il ruolo delle donne complessivamente, per fare una promozione appunto dell'impegno femminile, per valorizzare soprattutto la formazione delle donne, la formazione scientifica a cui accedono nel 35% dei casi rispetto agli iscritti per esempio delle facoltà scientifiche, in numero diciamo abbastanza poco significativo rispetto alle possibilità. Però tra gli impegni più grandi che noi vogliamo portare avanti ci impegniamo rispetto alla tutela dei diritti umani, la promozione di una cultura della pace e della solidarietà, e
un lavoro particolare per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione. Siamo forti in questi ultimi anni in questo, soprattutto pensando alla risoluzione delle Nazioni Unite che già nel 1993 aveva definito qual è l'ambito in cui si può parlare di violenza sulle donne, pensando ad ogni forma di coercizione, di limitazione della libertà personale e anche solo alle minacce nei confronti delle donne. È del 99 l'istituzione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E quindi è pensando a questo grande impegno che in tutto il mondo hanno portato avanti le donne, pensando a tutto il lavoro che le donne prima di noi hanno fatto per garantire la valorizzazione di quei diritti che adesso ci sembrano scontati per noi, però sono state delle conquiste importantissime. Pensiamo solamente al suffragio universale, quanto impegno e quanto lavoro, che per noi è una conquista abbastanza recente, e alle posizioni delle donne rispetto alla ricerca, per esempio il contributo che le donne hanno dato per la ricerca scientifica. Ecco, quindi è anche per rispetto a loro, ma anche a tutte quelle donne, e questo lo dico perché noi siamo nel gruppo, siamo lavoratrici ma siamo anche mogli, siamo compagne, siamo madri, siamo figlie, ecco, pensando anche a tutte quelle donne che tutti i giorni nel loro quotidiano spendono energia, amore nei confronti della loro famiglia, nei confronti dei loro figli, lo hanno fatto nella storia e noi in Carni abbiamo degli esempi importantissimi di impegni e di espressioni d'amore nei confronti dei loro uomini, nei confronti della comunità che ci è dato dalle portatrici Carniche, proprio per fare un esempio vicino a noi. Quindi è per rispetto anche a queste donne che noi vogliamo tenere fermo questo impegno, dedicare le nostre energie, il nostro tempo. Molte sono lavoratrici, ecco, per tenere saldi questi impegni. Abbiamo appunto in questa occasione promosso questa iniziativa grazie alla collaborazione di Claudio De Muro, senza il quale veramente non avremmo avuto gli stessi risultati, ecco, creando questo bando che dava la possibilità a uomini e donne un po' di tutte le età, ma anche a studenti, a giovani, ecco, di esprimersi rispetto a quella che secondo loro, secondo ognuno di loro, costituisce l'essenza dell'amore nella relazione di coppia. Lo abbiamo fatto suggerendo il linguaggio pittorico, ecco, pensando potesse essere una forma di espressione più immediata, anche forse più efficace, meno impegnativa, no? L'utilizzo dei colori, delle forme così, anche se abbiamo visto che in molti casi, soprattutto i ragazzi, hanno utilizzato anche il codice linguistico per rendere più efficace, ecco, il loro messaggio. Diciamo che noi abbiamo messo un po' del nostro, un piccolo pezzo di responsabilità, insomma ce lo siamo presi, e vedendo la risposta che c'è stato dobbiamo essere assolutamente molto soddisfatti di quello che è venuto. Secondo me appunto il risultato è importante, ecco, 70-80 persone, compresi i ragazzi, che hanno detto la loro, così si sono espressi, ecco, rispetto a questo tema. Devo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con noi, dalla Home Gallery a Claudio, e i complimenti alla giuria che ha valutato e selezionato i lavori presentati in forma totalmente anonima, caratterizzati da dei codici alfanumerici. La giuria è composta da Stefano Marchi, che è stato nominato presidente, da Raffaella Carnialutti, critico d'arte, da Jonathan De Conti, che non vedo con noi, da Renzo Marzona, ecco, personalità di grande rilievo, insomma, che hanno dato veramente un grande contributo. E dopo, quando appunto proclameremo
i lavori selezionati, darò la parola anche al Presidente della nostra giuria perché esprima le motivazioni, insomma, della giuria. Membro essenziale della commissione è stato la nostra Giulia Michelli, ecco, che anche lei è esperto e a rappresentare anche l'associazione, ecco, Sora Optimist. Posso passarti il microfono? Sì. Claudio. Ringraziamo la dottoressa per questa relazione esaustiva, molto importante sulle finalità dell'associazione. Adesso passo la parola a un'altra associata, la dottoressa Brunella Silverio, che entrerà un attimino un po' più nell'aspetto tecnico dei dettagli di quanto riguarda proprio il concorso e le tematiche interessate. Prego, dottoressa. Grazie. Funziona? Sì. Buonasera a tutti. Ho scritto 2 cose perché l'emozione a volte può tradire. Nel gruppo delle Sora Optimist sono stata quella che con più forza ha ritenuto l'importanza della presenza dei giovani a presenziare proprio questo concorso, perché ritengo che la voce dei giovani sia la voce che può modificare le cose, è molto importante. Oggi, 25 novembre, ricordiamo tutte le vittime di femminicidio, ma non dobbiamo dimenticare i loro parenti, i loro figli, le loro madri, i loro padri, i fratelli e le sorelle, loro stessi inconsapevoli di una tragedia che li toccherà per tutta la vita. Il titolo del concorso è l'espressione dell'amore. E l'amore è un sentimento forte, porta con sé elementi di passione, di desiderio, di impegno, ma anche un'altra faccia della medaglia, come tutti i sentimenti forti peraltro. Ed è l'altra parte della medaglia l'odio, l'ossessione e la violenza. Dobbiamo saperla riconoscere, dobbiamo saperla nominare e dobbiamo saperla individuare, perché la violenza, ormai lo sappiamo, accompagna tutti i ceti, tutte le culture, tutte le età, è trasversale e oltretutto interroga la nostra normalità, il nostro quotidiano. Cosa possiamo fare per individuarla? Ad esempio, alcuni elementi di dominazione e di controllo che le ragazze o le donne interpretano come momenti d'amore, come sentimenti di passione, sono invece la prima spirale della violenza, ovvero il controllo del cellulare, delle amicizie. È molto importante considerare questi aspetti, non minimizzare mai la violenza fisica e verbale. Pensare che lo faccia perché lui sia nervoso è un grande errore e nello stesso tempo accettare quelle che sono le scuse. Già in questa fase si innesca quello che è il meccanismo della violenza. Ovviamente lo sentiamo in tutti i luoghi, rifiutare l'ultimo appuntamento. Credo che sia molto importante poter riconoscere, individuare con molta umiltà anche e poterne parlare. Penso dall'altro lato che le donne che ce la fanno sono quelle che riescono a pensare di poter chiedere aiuto, a pensare di poter essere ascoltate. Se dall'altra parte però trovano delle persone che sanno ascoltare, ed è importante un ascolto che sia privo di giudizio, perché è l'assenza di giudizio che permette alla donna, alla vittima, di sentire meno quelli che sono i sentimenti di vergogna e di colpa che spesso li accompagna. Penso che sia importante per tutte le donne, fin da quando sono piccole, fin da bambine, potersi arrabbiare, poter protestare quando si viene trattati in maniera offensiva. È molto importante, è importante dire di no, ma parallelamente credo sia molto importante per gli uomini saper sopportare fin da bambini la frustrazione e saper sopportare la solitudine e il fallimento quando si viene abbandonati. Un'ultima cosa,
pensando un po' al discorso dell'espressione dell'amore, che penso ci possano essere tantissime parole per definire l'amore. A volte si può cadere anche nella retorica, secondo me, però l'aspetto più importante per poter coltivare l'amore credo essenzialmente possa essere innanzitutto il riconoscimento di se stessi, il riconoscimento del proprio valore, il riconoscimento dell'importanza della relazione e il riconoscimento e il rispetto dell'altro. Questo vale ogni giorno, non solo oggi. Relazione particolarmente sentita, commovente direi anche, esaminata sotto l'aspetto psicologico e culturale. Grazie nuovamente. Allora io chiamerei Stefano Marchi, che è il presidente della giuria, penso che lo conosciate tutti. Io devo fare i complimenti alla giuria, a tutti i componenti della giuria, perché da esterno ho presieduto e ho visto tantissima professionalità. Hanno esaminato disegni, i quadri sotto l'aspetto critico e questo mi ha impegnati tantissimo e mi ha fatto piacere. Ecco, passo la parola al Presidente. Grazie, benvenuti a questa manifestazione. Io inizio col dire che sono stato onorato ad essere chiamato a far parte di questa giuria, poi che io sia stato eletto presidente perché il gioco è stato così. Comunque è stata una, come diceva Claudio, abbastanza impegnativa come compito, perché a parte il numero dei partecipanti e poi anche per i linguaggi pittorici che sono stati usati da tutti coloro che hanno partecipato. La giuria ha tenuto conto di tre componenti fondamentali: la centralità del tema proposto, la tecnica usata e la scelta del linguaggio pittorico per l'appunto, e anche l'immediatezza del messaggio davanti al fruitore, cioè al pubblico. Ci sono state anche delle discussioni, come è giusto che fosse, perché ovviamente 5 persone che fanno parte di una giuria ci siamo trovati d'accordo probabilmente solo in una scelta, dove siamo arrivati per strade diverse a scegliere la stessa opera, e per gli altri c'è stato un momento di discussione, non dico accesa, però costruttiva. E io passerei subito allora alla proclamazione dei vincitori. Allora, le sezioni, come sapete, erano tre. Una era la sezione senior, una quella junior, che comprendeva, credo, i ragazzi sotto i 18 anni o comunque, e poi la sezione degli studenti della terza media lì con mezzo. La prima, allora, partiamo con la sezione senior. Il primo classificato è l'opera di Rosa Soravito. Permesso? E la motivazione è la seguente: la giuria all'unanimità premia l'opera di Rosa Soravito per la tecnica ed i colori usati e per essere riuscita a trasmettere l'essenza del tema proposto in una sorta di aura misteriosa ed enigmatica, mantenendo costantemente lo spettatore sospeso alla ricerca di una riflessione su ciò che può essere accaduto prima e su cosa può accadere dopo. Per ogni sezione c'è anche una segnalazione, perché ci sembrava giusto segnalare anche un'altra opera che avrebbe meritato, se non lo stesso premio, comunque una menzione. La segnalazione per la sezione senior va all'opera di Francesco Rinaldi, che poi vedrete nella mostra vestita in Sala Cussig. E la giuria segnala l'opera di Francesco Rinaldi in quanto un riconoscimento dettato dallo stile dell'uso marcato del colore, che richiama alla memoria correnti pittoriche del Novecento quali il fauvismo e l'espressionismo. Io Sara, mi pare. Rosa, scusate, è giusto che sia così. Rosa, è una rosa, la signora. Ecco, Presidente. Signora, sono contento, io l'avevo vista in galleria e questo mi fa piacere. La signora è di Udine se ha piacere di commentare il suo lavoro, se le vuol dire due parole, se si sente, si farebbe piacere.
Casameglio. Dopo. Un applauso alla Allora, passiamo alla sezione junior. Il primo classificato è l'opera di Martina Del Fabbro. Premia l'opera di Martina Del Fabbro per l'indiscussa capacità pittorica dell'autrice, che offre un esempio mirabile di imperialismo, esaltato in questo caso dell'uso del bianco e nero, e che ci rivela un autentico talento. Questa giovanissima promessa, ecco, l'importanza del concorso è questa, far emergere talenti. Ecco, noi abbiamo visto un talento in questa giovane ragazza. La segnalazione nella categoria junior va invece all'opera di Asia Copetti, e la giuria segnala quest'opera per aver presentato un esempio pittorico a metà tra l'informale e il figurativo, dando segno di padronanza del gesto pittorico in una sorta di azione celata che lascia al fruitore libertà di interpretazione. Anche questo è un quadro che vedete. Ed ora invece passiamo alla terza categoria, quelli degli studenti della terza media della scuola media col mezzo. Allora, il primo classificato è l'opera di Stefania Sandri. Stefania Sandri. Eccola. E la giuria ottiene il premio per l'immediatezza del messaggio dettato dal tema proposto, scegliendo un linguaggio pittorico di marca espressionista con l'uso del contrasto di colori che colpisce per la ruvidità della tecnica, che esalta il concetto senza l'uso di dettagli scontati. Bravissimo. Ci sono in questo caso due segnalazioni nella sezione delle studenti scuole medie, segnalazioni non abbiamo voluto aggiungere la motivazione perché dopo comunque vanno all'opera di Chiara Sburlino e a quella di Nicole Simonetti. Io ho il mio compito. Grazie Stefano, e un particolare ringraziamento alla professoressa Viopa Antonella, che è l'insegnante di educazione artistica, per tutto il lavoro che ha fatto e per aver seguito questi ragazzi, al quale veramente meritano un applauso. Adesso ancora un attimino, abbiamo la fortuna di avere qua tra noi il maestro Marco Marra. Penso che molti di voi lo conoscono. Un giovincello di 87 anni, molti pittori della Carnia e non solo. E io non mi dilungo perché sicuramente lo conoscete, passo la parola direttamente a lui perché abbiamo l'occasione di sentire un critico d'arte veramente importante. Prego Marco. Io prendo la parola per dire alcune cose essenziali. Tutta la mia vita, cominciando da quando ero giovane, l'ho dedicata proprio alla non violenza, perché ho fatto anche l'insegnante, sono un ex insegnante che prima ha operato nella scuola dell'obbligo e poi alle magistrali dove ho insegnato didattica e tirocinio e proprio ho insistito su queste tematiche, convincendo i ragazzi a non usare mai la violenza, non solo verso le donne ma verso tutti gli esseri viventi, compresi gli animali, di cui io posso dire
di aver fatto una grande difesa, perché ho fatto per 8 anni gratuitamente la guardia zoofila proprio per la difesa degli animali, e ho seguito tutto questo settore per i trasporti pubblici che venivano fatti di questi poveri animali che venivano anche maltrattati quando venivano trasportati con i treni e con gli autocarri, e senza pensare poi quello che succede nei mattatoi, le violenze eccetera. Io sono vegetariano da ben 47 anni e vivo senza bisogno di mangiare carne né salumi, e raccomando soprattutto alle famiglie di avere anche questa attenzione nell'educazione dei propri figli, di non usare violenza verso nessuno, animali compresi. Adesso, tornando al nostro discorso, io sono lieto di essere venuto qui perché in qualità di artista io farò un dono specifico, speciale proprio all'associazione, con una mia opera ispirata alle tematiche che trattiamo. Grazie. Ringraziamo particolarmente Marco Marra, il maestro Marco Marra, anche di questa donazione, di questo dono che farà l'associazione, che avremo occasione di ammirare, insomma. Io volevo chiedere se Giulia voleva dire 2 parole. Giulia, se voleva dire 2 parole, te la vieni da qua. Vieni qua 2 minuti, dai. Perché? Perché siamo in diretta, non c'è bisogno. Perché per noi si è parlato di messaggi, no? E per noi è importante trasmettere, non siamo più tanto giovani, almeno io ho capelli bianchi, Marco Marra abbiamo detto che ha 87 anni, però il nostro scopo è quello di trasmettere i messaggi ai giovani. Per cui gli do la parola perché siamo contenti di questa collaborazione, come sono contento della collaborazione di tutti gli artisti, di tutti gli alunni della scuola, ma soprattutto anche di tanti amici che collaborano, perché la riuscita di questo concorso dell'On Gallery è proprio grazie alla collaborazione di tante persone. Ecco, prego. Ringrazio Claudio, in realtà è una sorpresa, non so veramente come allietarvi, se non altro io vi ringrazio per questa nutrita presenza ed è un'emozione per noi che abbiamo organizzato il concorso, ma penso anche sono sicura per gli artisti, anche per i giovani artisti, le nuove leve. Io nel mio piccolo ho anche un po' partecipato al tema, con il disegno del logo che avrete visto nella locandina e non è stata cosa facile, quindi mi immedesimo anche un po' in quella che può essere stata l'esperienza di tutti quelli che hanno partecipato. Detto ciò, io passerei la parola a Beatrice, ma in realtà vorrei che i vincitori delle 3 categorie venissero qua insieme, perché abbiamo il piacere di dare questo che diciamo nel nostro piccolo è il ringraziamento che vogliamo fare. Se venite qua sarà Vito Rosa, un applauso a Giulia. Proprio il premio da parte dell'associazione e della On Gallery e la quest'anno. Per chi non lo sapesse, il premio era un buono di 150 euro spendibile in materiale di pittura in 2 dei colorifici di Tolmezzo, il Color Market e il colorificio Carico, che hanno gentilmente anche... Ecco, nella busta lei troverà l'indicazione del riferimento, ecco, sì. E infatti a questo proposito devo dire appunto che è stato un piacere poter avvalersi della collaborazione di 2 importanti colorifici di Tolmezzo, il colorificio Sequence che appunto fornisce il materiale per la sezione senior,
e il colorificio del Cinema Puglia, che fornirà invece il materiale per la sezione junior. Ecco. Gradirei veramente, se lei si sente, avere due parole da parte sua sul lavoro che noi abbiamo veramente apprezzato moltissimo. Grazie. Se si sente. Potrei solo dire che il tema dell'amore è sempre un bel tema, anche se poi c'è l'altro aspetto, quello della violenza, che ovviamente è da condannare. Però l'amore è la cosa più importante nella vita, quindi mi ha fatto molto piacere fare questo lavoro. Grazie. Grazie all'artista. Del Fabro Martina. Ecco, congratulazioni, questo è buono, che tu puoi utilizzare presso il colorificio Puglia, e per l'acquisto di materiale di pittura puoi scegliere tu in base alle tecniche che sei abituato ad usare. E questa è... Ecco, io potrei dire una cosa, ci puoi leggere il titolo dell'opera? Date un'occhiata all'opera e il titolo. Ciò che il silenzio non dice. Ciò che il silenzio non dice. Eccolo qua. Ciò che il silenzio non dice. Twist centrato, un'opera veramente emozionante, direi, ma poi l'uso di due colori fondamentali, no? Il bianco e il nero. Brava. E abbiamo poi il primo classificato per la scuola media, Sandri Stefania, ecco, che riceve il premio, ecco, ricevi tu personalmente, diciamo che ci tenete a utilizzarlo anche a nome della classe. Ecco, grazie cara, complimenti. Ecco, allora procediamo verso la conclusione. Noi abbiamo la necessità di fare un ringraziamento particolare ai membri della commissione che sono stati con noi, che hanno lavorato, al presidente Stefano Marchi, un piccolo omaggio. Grazie. E con l'occasione ringrazio per il lavoro le nostre amiche, le socie, tutte le socie del Fabro che hanno collaborato, e le nostre amiche preziosissime Luigina e Carla, che ecco, sono sempre presenti. Ecco, quindi un piccolo omaggio anche da parte loro, ok? La Raffaella Grazie. Grazie mille per la collaborazione. Grazie a voi, una bellissima iniziativa. Mi senti dire qualcosa? Beh, è stata veramente una bellissima occasione per così ritrovarmi con amiche del Sor Optimis, con Claudio, ma soprattutto anche con i componenti della giuria, e soprattutto anche per valutare questi lavori che ci hanno sorpreso per la varietà, la qualità, l'impegno dei giovani e dei meno giovani, e speriamo che questo possa diventare un appuntamento, se non annuale, perché comprendo la difficoltà, ma magari biennale, così, e lancio un sasso, magari quest'anno dedicato alla pittura, magari il prossimo anno chissà alla poesia, alla letteratura, alla narrativa, chissà, narrativa, racconti brevi, così. Comunque complimenti a tutti, e vedere questo pubblico è veramente una gioia, un pubblico numeroso, caloroso, in questa giornata grigia, in questa ricorrenza non facile, e passarla insieme con queste belle parole di chi mi ha preceduto è veramente una cosa molto bella e importante. Grazie. Grazie. Abbiamo un pensiero anche per Jonathan De Conti della commissione, che non so se è presente, un validissimo giovane ragazzo che ha collaborato non è presente, ma io faremo avere. L'altro per la Renzo Marzona. Renzo Giulia, Marzona. sì. Renzo Marzona. Non so se c'è Renzo Marzona in sala. Eccolo, benissimo. Non l'avevo visto. Anche qua Renzo Marzona non ha bisogno di presentazioni, no? Sta arrivando col suo berretto, è timido, vi posso dire che è un grande artista.
grande musicista, pittore, e fa veramente onore alla carne a tutti i pittori della casa. No, non esageri, è la verità. Ecco. Grazie Renzo. Grazie a voi. Per la nostra promessa. Dovete sapere che anche Giulia è una bravissima pittrice, ecco. E avremo occasione presto di poterla apprezzare. Ho accolto volentieri l'invito della Raffaella su questa nuova modalità di espressione, non solo pittura. Vedremo cosa nasce. Questo è un messaggio importante anche questo. Ecco. Allora, mi pare che diciamo le cose ufficiali sono quasi ultimate, sentiamo la dottoressa se c'è qualcosa ancora da dire, da aggiungere. Adesso naturalmente riprendiamo con la Marico, che anche lei non ha bisogno di presentazioni. La Marico, ecco, non vi dico di che nazionalità è, metteteci un po' di fantasia. E la Marico con questi due bravi giovanissimi. Ecco, io conosco il Tiepolo e la bambina, la ragazza mi sfugge. Elisa, ecco, sì. Prego. Noi studiamo, buonasera, la Foria di Corelli.
Allora adesso tagliamo idealmente questo nastro della mostra, apriamo le porte, come si suol dire. Prego. Ecco, un'ultimissima cosa, un omaggio a Claudio Del Grazie. Ecco, a tutti i partecipanti al concorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e vi verrà consegnato da 2 giovani socie, membri. Quindi quando volete, chi ha partecipato al concorso può ritirare l'attestato qui. E adesso vi facciamo passare alla mostra, tagliamo il nastro e a gradire 2 pasticcini, 2 manicaretti preparati dalla nostra amatissima Luciana. Grazie a tutti. Allora, prego, accomodatevi. Grazie a tutti.